tenerci insieme anche oggi abbiamo il piacere di avere in studio con noi Don Alberto Poles, che è il delegato CNOS-FAP del Veneto. CNOS-FAP è un acronimo che possiamo semplificare in formazione professionale salesiana. Bene, questa formazione professionale a livello nazionale oggi sta portando avanti 1708 corsi, gestisce 25.980 allievi e 813.293 ore di formazione professionale. Questo anzi, a dire il vero, tra formazione iniziale, superiore, continua ai servizi al lavoro e di orientamento. Chi più ne ha più ne metta. Il pretesto alla nostra conversazione è un comunicato che è stato lanciato nei giorni scorsi, di cui mi ha colpito una frase in particolare: la formula salesiana perché ogni giovane si senta realizzato. Detta così semplice, gliela chiedo. Diciamo che questo è il fondamento del sistema educativo inventato da San Giovanni Bosco, il fondatore dei Salesiani appunto, dove dice con uno slogan: l'educazione è cosa di cuore. Cioè la caratteristica che contraddistingue la formazione professionale salesiana e tutto il mondo della scuola salesiana, pensate che in Europa i salesiani hanno 648 scuole, è caratterizzata proprio dalla personalizzazione dell'intervento educativo che noi andiamo a svolgere. Cioè ogni ragazzo non è un numero, ma è una realtà a sé stante per la quale bisogna proprio creare un percorso personalizzato, cioè il ragazzo deve riconoscersi valorizzato e accettato per quello che è e da lì partire per un percorso che è il suo percorso, in base alle sue attitudini, alle sue caratteristiche e alle sue capacità. Insomma, nell'universo ecclesiale, se, voglio dire, i gesuiti sono identificati un po' come i pensatori, voi siete identificati come gli operosi. Certo, diciamo che è una caratteristica proprio della nostra congregazione, preoccuparci e dedicarci al futuro lavorativo dei giovani. C'è stato proprio pochi giorni fa in un convegno un'affermazione interessante che spesso tutti noi sentiamo dire, no? Che la scuola educa alla vita, come per dire che la scuola non deve preoccuparsi del lavoro. Ma il lavoro è una dimensione antropologica della vita. Ognuno di noi passa 10-15 anni sui banchi di scuola e poi passa il resto della sua vita a lavorare. Per cui capiamo bene che scindere vita e mondo del lavoro è un errore grossolano. Don Bosco aveva capito da subito che per aiutare i giovani a costruirsi un buon futuro, degno di rispetto, dove i ragazzi possano affrontare la società a testa alta, con dignitosità, portando a casa il loro salario onestamente, bisogna proprio educarli a un buon lavoro, dare a loro le competenze professionali per potersi cimentare in una professione che però li gratifichi, che li faccia tornare a casa alla sera col cuore pieno di soddisfazione per quello che hanno fatto. Ecco, continua a esserci però un pregiudizio nei confronti della formazione professionale. La formazione professionale, se non vado errato, è su base triennale e inizia dopo quella che si chiama, insomma, scuola media, continuiamo a chiamarla tutti in questa maniera, quindi diciamo dai 14 ai 16 anni, questo è l'arco di studio del primo step di formazione professionale, poi uno ovviamente può anche approfondire. Ecco, c'è un pregiudizio, perché è una situazione un po' paradossale oggi nel mercato del lavoro. Da un lato si dice che non c'è lavoro e dall'altro ci sono delle posizioni di lavoro che non vengono occupate. Con un po' di ironia si potrebbe dire che il lavoro non c'è per chi non lo vuole. È un dato di fatto. Forte come affermazione. Sì, ma è vero, perché noi soprattutto siamo in Veneto e quindi guardiamo la realtà veneta, ma tutto il nord Italia e anche in altre regioni il lavoro c'è, basta volerlo fare e basta sapersi anche un po' adeguare a quello che il mercato del lavoro chiede. Ad esempio adesso qui da noi inizia la stagione estiva e tutte le realtà lavorative, da chi raccoglie frutta a chi serve negli alberghi eccetera, cercano manovalanza. Il problema è proprio un problema di pregiudizio. Un pregiudizio che si sta superando ma che non è ancora superato. Fino a qualche anno fa si riteneva che la scuola professionale fosse per quei ragazzi che non hanno le capacità, non hanno la possibilità di continuare in un percorso scolastico di istruzione tradizionale. Per cui chi veniva bocciato una volta, due volte, tre volte nelle scuole statali andava nel centro di formazione professionale. Oggi per fortuna non è più così. La società si sta rendendo conto che bisogna preparare i giovani al mondo del lavoro, che una società fatta di dottori, ingegneri, avvocati non è una società che ha tanto futuro e di conseguenza ecco che
già quest'anno, per dire, c'è un più 12% di allievi che direttamente dalla terza media, quindi dopo aver finito il percorso di istruzione nella secondaria di primo grado, scelgono di andare direttamente a imparare il loro mestiere, il mestiere che sentono fatto per la loro vita. Qualche anno fa si diceva che gli imprenditori cercavano diciamo, forza lavoro con esperienza senza dare loro la possibilità di farla. Oggi mi pare che ci sia un problema diverso, vale a dire che spesso sono i ragazzi che si aspettano dal mondo del lavoro delle cose che in realtà il mondo del lavoro non può dargli. Oggi diciamo, il giovane è abituato in linea di massima il sabato a non lavorare, il sabato sera a divertirsi, la domenica a stare a casa. Insomma, non è sempre così, soprattutto in alcune professioni. E per arrivare a chiedere, voi che siete una formazione professionale che punta molto anche sui valori, riuscite in qualche maniera anche a insegnare questo? Sì, credo che una delle caratteristiche che contraddistingue le scuole salesiane sia proprio l'aspetto legato ad alcuni valori, la disciplina, la puntualità, il senso di sacrificio, tutte parole che al giorno d'oggi sembrano un po' fuori dal vocabolario dei giovani. Un ragazzo che arriva in ritardo a scuola di 5 minuti, ma cosa vuoi che sia 5 minuti? Esatto. No, tu sul mondo del lavoro, tu devi presentarti in azienda e timbrare il cartellino 5 minuti prima. Se tu oggi hai questa scadenza, tu devi arrivare pronto a questa scadenza. Se tu scegli un lavoro dove ti chiedono di fare qualche ora in più, dove ti chiedono di essere presente al sabato, quello è il tuo lavoro. Per cui uno deve appassionarsi ed amare il suo lavoro. Allora a quel punto non ha più il problema dell'orario, degli amici che lo aspettano fuori, del sabato sera che deve essere sempre vissuto in modo esagerato. Bisogna proprio educare al buon lavoro, educare al senso di responsabilità, educare alla disciplina, educare al lavorare in gruppo, quindi saper collaborare, far capire ai giovani che quando entrano nel mondo del lavoro non arrivano là per insegnare, perché hanno studiato un mestiere e quindi pensano di essere i più preparati di questo mondo, ma devono arrivare là con umiltà, sapendo che davanti a loro hanno tanta gente che può insegnargli ancora tante altre cose. Con lei e con suoi colleghi che si occupano di formazione professionale ho imparato che oggi la formazione professionale è diventata un ganglo importante di congiunzione tra mondo del lavoro e mondo della scuola. Avete comunque ancora una funzione importante anche dal punto di vista sociale, diciamo recuperando i cosiddetti bocciati, quelli che una volta non hanno voglia di studiare e che attraverso la formazione professionale possono trovare un ruolo, altrimenti rischiano magari di essere degli emarginati. Certo, dati alla mano, la percentuale della dispersione scolastica in Veneto arrivano circa al 22-24%, se guardiamo l'intero sistema. Che vuol dire che non terminano. Esatto, però la cosa interessantissima è che questa percentuale è abbattuta quest'anno a livello record europeo al 6,7% grazie al sistema di istruzione e formazione professionale. Cioè i giovani sbalzati fuori dal sistema di istruzione ordinario vengono recuperati attraverso l'educazione al lavoro. E questo è un dato importantissimo perché la strategia di Lisbona fissa un benchmark del 10% a livello europeo e solo il Veneto, quindi non una nazione ma una regione, lo ha centrato e superato con 3 anni di anticipo. E questo grazie a cosa? Questo grazie proprio alla sinergia, e qui devo fare un plauso anche alla politica regionale, perché la nostra regione, come la regione della Lombardia, sono all'avanguardia a livello politico sulla attenzione che mettono e sugli investimenti che fanno proprio nel settore della formazione professionale. Quindi creando più opportunità, mettendo più risorse, danno la possibilità ai centri di adeguare tecnologie, di studiare percorsi personalizzati, di studiare tutta una serie di iniziative e di azioni che favoriscono i giovani e che favoriscono soprattutto il successo formativo dei giovani. Ecco, per dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, lei qui ha reso merito alle politiche della Regione, ma devo dire, sorprendentemente nel settore della formazione professionale pare ci sia stata un'unità di buone volontà, perché anche il governo nazionale, lei prima mi diceva, ha operato in favore della formazione professionale. Diciamo che viviamo in un periodo felice per la formazione professionale. Le politiche degli ultimi 3-5 anni hanno veramente investito sia in pensiero che in risorse nell'ambito della formazione professionale, portando l'Italia a una corsa di recupero rispetto a tutte quelle posizioni che aveva perso nei confronti dell'assetto europeo per la formazione professionale.
È vero che stiamo andando in avanti, è vero che siamo ancora un po' indietro, perché se pensiamo ad altre regioni dove il sistema duale, per dire, cioè l'alternanza scuola-lavoro, l'apprendistato, sono l'ordinaria via di inserimento nel mondo del lavoro, noi abbiamo iniziato da 3 anni a livello nazionale e siamo ancora con una percentuale bassissima di stanziamenti e di giovani impiegati nell'apprendistato. Abbiamo il Veneto dove si arriva su 100 giovani impiegati nei percorsi di apprendistato, il 69% appunto beneficia di un contratto di apprendistato, quindi lavora in azienda e nello stesso tempo ha lo status di studente presso una scuola professionale. A livello nazionale questa percentuale cala drasticamente al 12%, quindi strada da fare ce n'è ancora molta, ma le premesse ci sono tutte. Questo per concludere, la formazione salesiana veneta è una formazione d'eccellenza, però siete anche fortunati a vivere in questa regione. Indubbiamente sì. Siamo. Certo, questo è indubbio. C'è anche da dire che poi se noi ci muoviamo al di fuori della nostra regione e cominciamo a guardare altre regioni senza citarne nessuna, troviamo dei dati un po' anche catastrofici nell'ambito della formazione professionale e vediamo però che l'unica istituzione educativa a livello di formazione professionale diffusa in modo capillare in tutta la nazione e che sa tener duro anche dove le politiche di certi assessori regionali hanno osteggiato fortemente la formazione professionale è il mondo salesiano, proprio perché per noi è una scelta educativa carismatica e quindi per noi è una missione. Grazie, per una volta possiamo concludere la puntata con giustificata soddisfazione. Grazie a Don Alberto Poles, che ricordo è il delegato CNOSS-FAP del Veneto. CNOSS-FAP è un acronimo che però semplifichiamo in formazione professionale salesiana. Centro Nazionale Opere Salesiane, Formazione e Apprendimento Professionale. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. A voi alla prossima.